che siamo attoniti che possano esserci situazioni volute di questo genere. Noi siamo soccorritori, siamo persone che dedicano la propria vita per il bene degli altri e per soccorrere gli altri, non per fare del male agli altri. Colpisce i vigili del fuoco, colpisce i cittadini, sconvolge un paese intero. La tragedia di Alessandria, dove proprio 3 vigili del fuoco hanno perso la vita nel crollo di una cascina fatta esplodere, a quanto sta emergendo dalle indagini della procura, volontariamente. È una solidarietà innanzitutto umana, sua e dei suoi uomini, quella che il comandante provinciale di Treviso, Giuseppe Lomoro, invia ai colleghi piemontesi. Che messaggio si sente di lanciare innanzitutto ai colleghi di Alessandria? Di vicinanza alle loro famiglie. Noi siamo molto vicini alle loro mogli, ai loro figli, ai loro parenti. Questa è la prima cosa che ci preme di dire. Drammatico, ingiusto perdere la vita in caso di eventi accidentali, morire perché qualcuno fa esplodere volontariamente un edificio è semplicemente inaccettabile. È un fattore che voi mettete in conto, questo, che ci possa essere della volontarietà? Sono fenomeni estremamente rari. In maniera remota noi teniamo conto anche di queste cose, in maniera remota. Siamo sempre fiduciosi che l'evento sia fortuito e quindi non c'è da difendersi da un nemico, però nelle procedure potrebbe a volte essere necessario. Non è semplice ora tornare a lavorare con serenità dopo una tragedia simile. Il nostro spirito rimane sempre quello, soccorritori e basta, non pensiamo a altro. Aumenteremo le nostre cautele, ma siamo sempre soccorritori. Sempre indomiti nei riguardi della missione istituzionale che abbiamo.